Oggi la chiesa celebra Santa Maria Maddalena. Il nome Maddalena viene dall'ebraico e significa donna di Magdala, località a nord di Tiberiade, città israeliana. Il 22 luglio si celebra la World Brain Day, la giornata di sensibilizzazione interamente dedicata al cervello, promossa dalla Federazione Mondiale di Neurologia con l'obiettivo di rendere i cittadini più consapevoli circa le patologie neurologiche e neurodegenerative. Il cervello è infatti l'organo più affascinante e misterioso del nostro corpo. Consente il ragionamento, genera emozioni e ci permette di immagazzinare i ricordi. Negli ultimi 50 anni sono stati compiuti progressi enormi nella comprensione delle malattie relative al cervello, portando gli scienziati alla consapevolezza che la terapia farmacologica ed una corretta alimentazione possono rivelarsi un connubio estremamente importante. Prima un'autobomba è esplosa nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro. Poi un uomo che spara implacabilmente contro decine di persone in una piccola isola vicino a Oslo, uccidendone 69. È il 22 luglio del 2011, il giorno della strage di Utøya in Norvegia. A esserne responsabile è il giovane Anders Breivik, simpatizzante dell'estrema destra, arrestato e condannato a 21 anni di carcere, pena massima per il paese. Ho dato un messaggio al popolo, la sua spiegazione. Sapete quante parole riesce a capire un cane? Più di quante si potrebbe pensare. Alcuni ricercatori tedeschi sono riusciti ad insegnare a Rico, un border collie di 10 anni, a riconoscere il nome di oltre 200 oggetti. Con un po' di pazienza e premiando l'animale ogni volta che riesce a riconoscere una parola, si possono quindi insegnare tantissime cose. Un po' come quei video in rete in cui i cani schiacciano con le zampe dei pulsanti su un tappetino digitale per farsi capire dal padrone. Buongiorno ai 12, oggi le signore dello zodiaco, la Luna e Venere, sono congiunte ed entrambe rivendicano qualcosa presso Marte. Cosa avranno da dire le signore al dio della guerra e della passione? Scopriamolo insieme. Ariete, proprio oggi si scatenano Venere e Luna contro il vostro pianeta, quindi attenzione in amore perché potrebbe esserci un momento un po' di tensione, quindi siate diplomatici o comunque evitate di esplodere in giudizi un poco troppo affrettati. Toro, per voi la giornata è abbastanza congeniale, visto che Venere e la Luna godono di una congiunzione proprio davanti ai vostri occhi e neanche Marte o la quadratura che forma con questi due pianeti riesce a fermarvi, proprio perché è ancora in trigono e quindi in aspetto positivo con voi. Giocherete insomma sapientemente col malcontento di qualcuno. Gemelli, la vostra giornata oggi è all'insegna dei sentimenti. Venere e Luna congiunti nei vostri gradi che però litigano con Marte, per cui in termini di passione forse volete qualcosa di più, volete rinverdire la coppia. In termini comunicativi oggi non è proprio una gran bella giornata per parlare con il partner. Cancro, oggi Luna e Venere sono proprio congiunti, per cui oggi siete più romantici che mai, ma qualcosa vi manca, una lontananza praticamente, perché Giove, essendo nei vostri gradi, vi rende un po' più distante e difficile tutto, non riesce bene a sintetizzare i luoghi, i posti, i tempi. Forse dovreste sentirvi maggiormente in sincronia con il partner. Leone, il vostro astro sta già avvicinandosi sempre di più ai vostri gradi e si sente, peccato semplicemente per l'opposizione che forma con Plutone, che lo rende un po' polemico, un po' distratto, un po' settato su delle convinzioni che difficilmente declinerete. Cercate di essere un pochino più lungimiranti, del resto Mercurio è dalla vostra parte, anche se oggi è isolato da tutti gli altri pianeti che non gli parlano.
Vergine con Mercurio isolato e Marte così attaccato dalle signore dello zodiaco, oggi correte il rischio di non farvi capire proprio da nessuno, per cui cercherete di essere un pochino più accomodanti del solito e gestire le situazioni di dinamiche tra colleghi e familiari in una maniera diplomatica. Oggi una delle vostre migliori capacità, ovvero la sopportazione, dovrà essere messa in campo a vostra tutela. Bilancia. La vostra giornata oggi è molto interessante, la vostra Venere, il vostro pianeta è in Gemelli e si congiunge alla Luna, quindi un desiderio di morbidezza, ma con la quadratura di Marte detesterete chiunque osi attentare al vostro status quo. Oggi sarete veramente intolleranti con tutti quelli che reputerete nemici dell'armonia. Scorpione, è una giornata molto divertente oggi, proprio perché Marte, uno dei vostri pianeti più importanti, è attaccato proprio da Venere e dalla Luna. E beh, ne vedrete delle belle, sia nel rapporto con il partner, sia con gli amici. La chiave per tutto sarà quella di essere divertenti, ironici e sarcastici dove vi serve. Sagittario, una giornata oggi anche questa abbastanza complicata, proprio perché Venere e Luna sono congiunte ed opposte al vostro segno zodiacale, con un Marte di quadratura che quadra al vostro cielo. E beh, la situazione oggi in amore è alquanto complessa, non prendete decisioni drastiche, datevi tempo e cercate di assorbire un po' questa piena sentimentale che sta sconquassando un po' tutto. Capricorno, la vostra giornata è alquanto movimentata. Marte vi obbliga necessariamente a risanare alcune faccende affettive. Giove, peraltro, deve subire tutta una serie di spese alle quali poter ottemperare serenamente, anche se con un po' di stizza per dei ritardi che non sono dipesi da voi. Mercurio intanto vi suggerisce di spendere qualcosa, magari per un mazzo di fiori, per farvi perdonare la vostra rudezza dal partner. Acquario, la vostra giornata è una giornata caratterizzata da questa opposizione Sole-Plutone che sta per passare il Leone. Voi oggi tenderete a usare molto l'arma dell'opportunismo e la scienza del compromesso. Ora che Urano è tornato a essere di nuovo a tutti gli effetti il vostro pianeta, non temerete nulla e prenderete delle decisioni immediate e subitanee. Pesci, una giornata oggi che vede Venere e la Luna essere proprio antipatiche nei vostri confronti. Se in più aggiungiamo Marte in opposizione, beh, oggi non è proprio una giornata per dialogare con il partner o per mediare come in genere amate fare. Dovete cercare invece di vuotare il sacco e di dire tutto quello che vi dà fastidio. La chiamarono la Grande Operazione. Il 22 luglio del 1942 i nazisti cominciarono la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia in Polonia. La motivazione ufficiale dello spostamento era il reinsediamento. In realtà furono condotti nei campi di sterminio di Auschwitz. Una pagina nera che scrisse la storia del nazismo. Se mia madre avesse avuto origini inglesi, senza dubbio avrebbe utilizzato questo modo di dire con me. Martina, you are in a pickle, che tradotto letteralmente significa sei in una salamoia. L'unica acqua salata in cui vorrei immergermi in questo momento è il mare della playa. Ah, quindi non era questo il significato? In tal caso la traduzione corretta sarebbe sei nei guai o sei nei pasticci. Ora tutto ha più senso. Parliamo di Vittorio Gorini, meglio conosciuto come Gorino. Il suo stile era eccentrico, con penne in testa e giacche stravaganti e sgargianti, ma ciò che lo rende davvero straordinario è la sua geniale inventiva. Gorino è famoso per le sue invenzioni strampalate, come l'autogabinetto, un vero e proprio water mobile, e il leggendario letto a motore, un veicolo a forma di letto su cui sfrecciava per le vie, invitando persino i suoi concittadini ad unirsi a lui stendendosi sopra.
Nel 1987 Gorino decide di dare una svolta alla sua vita e acquista una cinepresa. Da quel momento ogni sera si metteva davanti all'obiettivo per raccontare le vicende della sua vita e condividere la sua personale filosofia. Il risultato di questo progetto sono 101 cassette. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dico sempre la verità e se non posso dire la verità, sto zitto. E nel nome della verità vi dico che vi do appuntamento a domani per una nuova puntata. Io vi aspetto qui, non mi muovo, Buona giornata.